La Cina ha una politica interna di assoluto divieto di importare prodotti contraffatti. Il Veneto è un grande esportatore e vogliamo diventare interlocutori privilegiati. Così Franco Manzato, assessore veneto all'agricoltura con delega sia alla tutela del consumatore sia alla sicurezza alimentare. Parole che giungono dopo il blitz di ieri al Brennero da parte degli agricoltori e degli allevatori della Coldiretti per la tutela del Made in Italy. La regione punta dunque ad interloquire e a stringere accordi con i paesi più interessati dal punto di vista dell'export. Questo perché anche il Veneto, per quanto concerne la contraffazione alimentare, non se la passa di certo bene. Prisecco, parmesan, olio del Garda, prosciutto, il cibo veneto, oltre ad essere tra i più ricercati, è anche tra i più contraffatti all'estero, tanto che alcuni falsi hanno da tempo abbandonato il mercato clandestino per sbarcare direttamente sugli scaffali dei negozi di tutto il mondo. Al punto che lo stesso Manzato aveva lanciato nel corso del 2013 un piano da 1 milione di euro per sostenere eventuali azioni legali contro quei paesi che adorano mangiare i prodotti veneti contraffatti per di più alla luce del sole. Ma questo sembra non bastare. Così, oltre a tessere legami istituzionali per la tutela dei prodotti direttamente con gli stati interessati, per il 2014 la Regione ha in programma di mettere in azione una politica di conoscenza dei prodotti locali, con il duplice scopo di allargare il mercato di vendita e allo stesso tempo metterlo in sicurezza. Un mercato che per le esportazioni dell'agroalimentare è stimato in 2,7 miliardi di euro, la metà dei quali derivanti dal settore dei vini. Un mercato florido quello veneto, che fa gola a molti.